si ritorna a parlare di sport, un Brunella che è comunque terzultima, però sono entrati in campo belli, agguerriti, credo. Io devo farvi i complimenti, caro presidente della Sassari, Cardu, per il vostro portiere che è incredibilmente bravo, ha tirato fuori 3 palle, io direi ha fatto proprio cose incredibili. È stato determinato, come spesso è successo quest'anno. Posso dire che dal mio punto di vista è uno dei 2 migliori portieri della categoria. Un ragazzo tra l'altro serissimo che si allena molto seriamente. Mi fa piacere in questa circostanza fare una menzione particolare per lui perché veramente ci dà grande sicurezza e spesso determinante come oggi. Voi siete tra le prime squadre più importanti in questa categoria, perché credo che siate quarti. Lo scorso anno avete fatto un campionato bellissimo, avete vinto il campionato. Quest'anno cosa ci dobbiamo aspettare da questa terza squadra sassarese? Noi siamo neopromossi, tra l'altro la Sassari fa la prima categoria per la prima volta nella sua storia, quindi noi abbiamo quest'anno l'obiettivo di fare un buon campionato, di ben figurare e intanto di prendere dimestichezza con una categoria che conosciamo poco e poi eventualmente puntare l'anno prossimo a un campionato un po' più ambizioso. Quindi fino ad oggi siamo abbastanza soddisfatti, la classifica ci soddisfa, siamo sereni e pensiamo di poter far bene. Ancora in compagnia del presidente della Sassari, Franco Cardu. Già lo scorso anno ci siamo incontrati in occasione di Ossese Sassari, che portò comunque il Sassari vincitrice. Erano gli ultimi momenti, gli ultimi scampoli direi di un campionato che ha portato comunque a vincerlo. Quest'anno ho visto una squadra determinata, ma forse è mancato un po'. Sono mancate un po' tante cose, è mancata la convinzione di ir in campo, di entrare in area e poi fare la rete. È mancato l'elemento che secondo me è più importante nel calcio, cioè la determinazione, la voglia. Da questo punto di vista dobbiamo crescere abbastanza. Probabilmente gli ultimi buoni risultati, gli ultimi risultati positivi ci hanno convinto di essere bravi e oggi abbiamo peccato un po' di presunzione. Bisogna immediatamente fare un esamino di coscienza, a partire dal presupposto che in questo campionato bisogna lottare sempre contro qualsiasi avversario. Noi vi ringraziamo naturalmente tutta la squadra, tutti i ragazzi al quale indirizziamo veramente un bocca al lupo per le prossime partite. So che questa domenica praticamente sarete a Porto Rotondo, l'augurio naturalmente di portare a casa una bella vittoria che chissà magari fa anche salire in classifica, che è la cosa più importante in questo momento. E ce lo auguriamo. Io anzi colgo l'occasione per invitarti, perché tutte le volte che ci vieni a trovare noi facciamo risultato, quindi a questo punto ti invito anche per la prossima trasferta. Come portafortuna. Sì, esatto, come un pezzetto da portare appresso. Come amuleto. Ciao Franco, arrivederci. Ciao. Vi presentiamo Roberto Ennas, che è il coach di questa squadra del Sassari, al quale ho 2 domande da fare. La prima domanda è: perché non sei entrato in campo tu, che fino allo scorso anno comunque giocavi, militavi diverse squadre, hai militato diverse squadre, sempre facendo anche tra l'altro dei buoni risultati? Quest'anno c'ho pur avendo 43 anni? C'ho la scusa, nonostante i 43 anni, che ho il ginocchio completamente spappolato. Anche l'ultima, poi ti lascio andare, anche perché fra un po' si partirà tutti insieme, tra l'altro, per Sassari. Ma credi che questa squadra quest'anno possa dare grandi soddisfazioni, che possa chissà magari essere promossa? Essere promossa è un attimino una previsione azzardata, però ci vogliamo ritagliare uno spazio importante. Siamo in una posizione di classifica medio-alta, probabilmente manca qualcosina a questa squadra, soprattutto in fase realizzativa, e questo è un handicap che ci portiamo avanti dall'inizio. Però abbiamo la fortuna di avere un ottimo gruppo, una società che ci segue. I programmi di quest'anno sono sicuramente quelli di disputare un buon campionato e gettare le basi eventualmente per disputare un campionato all'avanguardia l'anno prossimo. Maybe I can help you. Non poteva certo mancare il presidente del Brunellese, ecco qui Antonio Bacciu, ben trovato. Devo dire una partita bella agguerrita dei vostri ragazzi, che però poi all'ultimo momento insomma vi ha portato al pareggio. Un po' di sfortuna, oltre la partita era bellissima. Poi il Sassari ha giochicchiato a centrocampo e noi ci abbiamo avuto delle palle un po' più, diciamo, da fare gol. Una squadra, devo dire, molto agguerrita. Mi
è sembrata molto compatta anche. A non credere, oggi era una partita strana perché noi avevamo 3 punti in classifica, dovevamo un po' reagire, ce la potevamo fare, invece è successo quello che è successo. Il pareggio per noi è troppo stretto, voglio dire, dovevamo vincere per eventualmente una classifica più buona. La ringraziamo, arrivederci, grazie, ospitalità, arrivederci. Grazie. Maybe I can help you. L'appuntamento è naturalmente rinnovato alle prossime puntate di Global. Beh, anche questa volta ci siamo occupati di sport, noi lo facciamo spesso perché comunque il nostro programma è sicuramente un programma a 360 gradi e ripeto e rinnovo ancora a voi, se volete telefonarci, mandarci un SMS per darci dei consigli, per invitarci da qualche parte, fatelo. Grazie a tutti, ciao, alla prossima puntata.